Ciao a tutti, sono Guglielmo De Santis e sono uno storico dell'arte. Mi sono laureato all'Università di Glasgow e specializzato al Courtauld Institute of Art di Londra. Tornato in Italia ho iniziato a collaborare con il Museo Salce, dove ho avuto la grande opportunità di scoprire e analizzare gli straordinari manifesti della collezione. Sono rimasto molto colpito dalla grande varietà dei cartelloni, che vanno dalle forme più semplici ma raffinate delle secessioni, alle linee sinuose ed eleganti dello stile liberty o floreale, fino ad arrivare a quelli più influenzati dalle avanguardie della prima metà del Novecento. Mi è subito affascinato anche il fatto che, pur nascendo come oggetti con fini commerciali o ideologici, per la loro bellezza e il talento degli artisti sono stati riconosciuti come vere e proprie opere d'arte. Da oggi vi accompagnerò alla scoperta di alcuni manifesti che hanno un elemento in comune, la città di Venezia. Attraverso la rubrica Venezia 1600 e la collezione Salce, che celebra i 1600 anni dalla fondazione della città, ogni giovedì vi darò un assaggio di alcune opere che riguarderanno gli aspetti più moderni della città, dal progresso meccanico e tecnologico fino alla mondanità degli eventi degli hotel del Lido. Non perdete questo appuntamento e qualora aveste dubbi o domande non dimenticatevi di scrivere nei commenti o in chat. A presto!